Un saluto a tutti e ben agattados a un'altra puntata di OF Damus De. Oggi queria viere vari scombisatteros un pago di storia della Sardegna, una storia nata un pago in maniera curza, in maniera sintetica, cominciare proprio dalle origini fino all'ompere a su periodo piemontese, quando la Sardegna ruede su questa sfera italiana. Si storico Ettore Paisi in sopra storia della Sardegna e della Cossiga narada. Sa Sardegna ha dato manera a suo poeta latino Ennio de alabare sa impresa gloriosa de su sardu amsicora, ma Cicerone e Santo Geronime, che a issu si ispirada, ammentano a s'isula solo per la offendere, e solo per la offendere l'ha ammentata prusa trigatiu Dante Alighieri. Questo può narrare proprio chi della Sardegna sin del faidato, in su bene e in su male, bisogna stato vinzas a personaggios istoricos, personas vinzas de cultura, persone de Grecia, chi danno dato bene, ma in su caso di Cicerone, Santo Geronime e finza su mattessi Dante Alighieri, che tanto bene di esaltato e studiato finza senza si scola, però va a narrare chi in calincunos passaggios l'ana finza narimoso non è stata proprio trattata in maniera garbosa, può narrare. E meda è stato iscritto come invuinante sopra della Sardegna, in su bene e in su male, in su tempo scolato, vinzasa si è scritto meda, e meda si scrive do e galu. Studiosos, divulgadores e viazzadores l'hanno contata in tutti gli aspetti suos, geografico, archeologico, storico, sociale, giuridico, letterario e finza filosofico. Noi in sa spuntata che abbiamo fatto proprio relativa alla filosofia in sardo, sa spuntata de noi che sono andate in onda in questa emittente, abbiamo visto come proprio finza a partire da su settigentos e noigentos in questo tre secolo si sviluppa da finza in Sardegna un penso filosofico, bisogno intellettuale medas a chi costituisce una risorsa manna proprio per sui studi filosoficos. È curioso e ducasa paradossale, come si dice a narrare in italiano, che un saldo, uno che è nascido e vive in questa terra, conosca la storia del suo mondo, la storia dell'Europa, la storia vinta dell'Italia, ma non conosca in maniera abbastanza la storia salda. Questo è proprio un limite che in medas saldos noi teniamo, mancare che l'incontro che viene da ora è proprio attento alla storia nostra qualche volta. E ducasa tocca da vinzas a incentivare, potremmo narrare, a cliccare di fare in maniera che si studio della storia sarda a benza da fatto finza in sa scuola, se ducas a conoscere mezzo su storia nostra. Finza sul manuale se deve stu qualche volta non dà, non sono esaustivo, magari beste qualche accenno a civiltà nuragesa o a sol giuigaso in Sardegna, ma non beste mancari qualche cosa di approfondito. Partiamo dunque da questa chiesta conformazione geografica e geologica della Sardegna. La Sardegna è sul centro del Mediterraneo occidentale con una superficie di 24.089 km². Le coste si estendono per 1.896 km e sono massimamente di rocca. Sul resto è occupato da playas. La Sardegna è costituita da una base di granito e sul primo piccolo podimolnare di Sardegna è costituito dai susulcis, proprio da questa ala di terra. E il benito a pizzo proprio in sa fase più antica di orogenesi. Orogenesi è un termine che viene da greco, oros che vuol narrare rilievo, monte, e genesis che vuol narrare origine, causa produttiva proprio. Dunque in suo periodo
periodo, in questa fase antica dell'orogenesi, in su periodo cambrico, che è prosommanco de 500 miliones de annos aoe, bene da pizzo proprio su primo nucleo narimoso de su sulcis. In su periodo devoniano appustisi a 800 miliones de annos aoe, il benido a pizzo su Gerrei, in su Cretaceus un benido a pizzo al montes desa zona di Nugoro e in Seocene il benido a pizzo a Nurra. Dunque un vago questo è in maniera sintetica un vago di storia geologica desa isola de Sardigna e dunque a sos periodos, è chiaro che siamo fai dei periodi geologici, meda, mannos, dunque no este vinza al riduttivo a narrare in maniera quasi sintetica, però è chiaro che questa non è, come tenero sempre, una lezione universitaria, ma in maniera meda simple è una maniera pro divulgare, pro chilcare de conosche mezzo su storia nostra. Poi in su Cenozoico, era terziaria, prosommanco 29 miliones de annos aoe, e su massizzo della Sardegna e Cossiga hanno cominciato a sinchesteggiare da costas francesas e spagnolas de su Gulfo de Lione. Questo movimento di traslazione è durato 3 miliones de annos, un percorso di 300 km cara a sud-est in sa posizione attuale a sul centro del Mediterraneo. Dunque, questo movimento di Sardegna e Cossiga è proprio firmato a 300 km e poi si sono assestate queste due isole in sa parte mesana del Mediterraneo. È chiaro che prima innanzi si furono unite e poi in su corso delle eras geologiche si sono istaccate e costituiscono due isole indipendenti. E dunque da scrubo del suo continente dell'Europa che comincia da proprio la storia geologica, zoologica e botanica della Sardegna come unità geografica e configurazione insulare. Venimos a pustisi de annadu qualche cosa sopra la geologia della Sardegna a s'origine del suo nome, che è meda interessante biere un vago sa ipotesi che bisogno e che si sono sviluppate in su corso dei anni, grazie a sa chilca archeologica, grazie a sos storici che hanno nato narimos qualche cosa sopra del suo nome della Sardegna. Pausania, onde mentovare uno, in su secolo II a pustisi de Cristo, in sa periegesi de Sella, conta da Sanova desinvio in Delfi de una statua de su deus eponimu de sol Sardoso. Secondo Pausania sono stato sol grecos sos primos a dare a s'isula su nomene de Icnussa, che si assumizaiada a Savromma di Onupè. Sempre Pausania sostiene che sos primos all'ompre in Sardegna sono stati homines che veniano da Africa, guiados dai su Libicus Sardo, fizu de Maceride, che ha dato su nome a sa Sardegna. In una nota de su Dimeo de Platone, di quest'opera appunto de Platone, venne fatto un accostamento intra la città anatolica de Sardi, che si agata in Lidia, e sa Sardegna, che diana leare su nome de su personaggio femmina Sardò, muzere de su mitico Tirreno. Si storico Erodoto, in su secolo V innanzi de Cristo, indica la isula con su termine Sardò, di fattisi, che volsisi contro l'opinione de Pausania di a costituire sa prus antica denominazione data a sa Sardegna. Un'altra questione che meresse d'attento pertocca da sol misterioso Sciardana, su popolo Sciardana, che prosommanco dotto, insomma, schimoso che sono, attestato prosommanco in su 1200 innanzi de Cristo e sono accomunados a sos populos de su mare. Questo populos che infatti navigaiano, navigadores in su mare Mediterraneo e presentes in fontes egizias a questos populos de su mare. Pro como l'attestazione epigrafica plus antica della Sardegna è contenida in Sistele de Nora e fondata, secondo Solino e Pausania, da su mitico Norace e da sos iberos conduidos da issu e tutto. Dunque bisogna meda quistiones abeltas sopra s'origine fin al su nome della Sardegna. Insomma, possiamo narrare tra mitu, intre mitu, leggenda e fin a documentazione storica e veridade.
E posuti per toccare invece sa presenza antropica in Sardegna, bana elemento su chi va che ne tornare sa presenza des omine addirittura finza da su paleolitico. Sa preistoria e sa protostoria della Sardegna vengono partita in due periodi, sedade pre-nuragesa e sedade nuragesa. In su complesso sedade pre-nuragesa, innanzi de su fraigo, de sul nuraghes, si configura da come una stagione bella, dinamica, di sviluppo demografico e economico sena conflittualità. Come sottolinea da storico Ignazio Didu, sa frequentazione della Sardegna dai balte de sos populos de su Mediterraneo orientale finza da edade de su Brunzu è stato fatto acquirito dai tempus e confermato da esa ghilca archeologica prurreghente. Pare che somino in Sardegna vi sia già da su Paleolitico. Prosughi per tocca s'ipotesi, o mezzo sas ipotesi, sopra l'origine del sol sardoso, si studioso Emanuele Sanna, mentovande contributo al varioso, sosteni di che sos studios sopra sal relatas biologicas intre sol sardoso e sos atros populos dimostrano che la popolazione della Sardegna presenta un quadro genetico particolare che la differenzia da non solo dalle altre popolazioni del suo continente europeo e del suo Mediterraneo, ma vinza dalle altre popolazioni che compongono l'Italia. Dunque, questo proprio a livello genetico, a livello, possiamo narrare, di fatti originario della genesi proprio del sardos o una specificità proprio genetica che caratterizza da su popolo del sardos. E la vediamo, vinza scomo, che siamo la terra del sol centenario, finza a livello genetico è studiato me da questo fatto. E dunque, questa è una delle ipotesi che sono poste in campo da studi che sono stati fatti finza a deregente. A posti del Paleolitico, venendo a su Neolitico, a sedate della pedra noa, gasi definita, secondo Giovanni Lilliu, insomma, su Babbo Manno dell'archeologia in Sardegna, dunque finza a esperto della sedate nuragesa, Giovanni Lilliu non ha bisogno di presentazione, sa caglione principale della presenza dei uomini in Sardegna in su periodo neolitico è da attribuire a su fatto che su mare di Aristanisi, uno dei solfato, se scrano non su fatto solo determinante, ma intre solfato della presenza dei uomini in su mare di Aristanisi naran Lilliu fiada a preno de bische e sa presenza vinza desossidiana questa petra niedda, una rocca vulcanica effusiva con consistenza di idro vinzas a intro, meda presente in su Monte Arci. Ducas questi due elementi, su mare meda ricco de bische in su Golfo di Aristanisi e sa presenza desossidiana di questa petra niedda in su Monte Arci a paga distanza, di sicuro sono intersolfattori che sono individuati per la presenza dei uomini in Sardegna in su periodo del Neolitico. Su Neolitico viene partito in Antico, Mesano e Reghente. Somine del Neolitico e somine des Algrutas. In su Neolitico Mesano si sviluppa la cultura del Bonoichino, è una località di accanto a Mara in provincia de Tattari, che ha attento una isparghinatura discreta in sisula caratterizzata da una ceramica rifinita con temas incisos proprio. E sa Sardegna della cultura de Bonighino, secondo Lilliu, torna dalle aree motivos artisticos de madrighe orientale, ligata a su sagrado e a sas strutturas agricolas, desas scales e sas statueddas sono manifestazioni ed esempio. A cominciare dalla cultura di Ottieri e di Santo Micheli, siamo faidande da manco in su Tremizza e Batro 2007 innanzi di Cristo, su megalitismo originario della Bretagna si sparghina da Vinzas in Sardegna. Dunque, sol menir, sol dolmen, menir, su termine beni da men, pedra, e hir, che narra diretta, e dolmen beni di sempre da men, pedra, questa è sa composizione della parola, e dol, che narra taula, sono sos primos esempros, dolmen e menir, de monumentos megaliticos, e sono presentes
finza in tutto su continente, in sal maiores isulas de su Mediterraneo, ducas su megalitismo è un fenomeno che abbrazza da medas isulas e localidades de su Mediterraneo. Appustisi poi de sa cultura de ottieri in sedade de su ramene o calcoliticu, si sviluppa da sa cultura de abealzu filigosa e appustisi si sviluppa da sa cultura de Monte Claro, chi le ha da su nome da un cuccuru de monte in Casteddu, beste sagata da insomma s'attuale parco finza sa de Monte Claro, può essere preciso. Ducas, questo è un luogo su chi dobbiamo aumentare su chi pertocca proprio su paleolitico su neolitico, ma venendo proprio a sedade nuragesa, che sedade potremmo narrare in una Sardegna attento una indipendenza sua, non bivuni, si bivude una forma di autogoverno potremmo narrare, che a posti di questo periodo poi sono incominciate la dominazione, se Fenicos o Punicos, e ducas a posti di dominazione romana, teniamo su periodo bizantino, vandalo, su periodo invece dell'età dei Mesu, per un periodo è stata l'esperienza della Sardegna giudicale, ducas età nuragesa e età giudicale, forse sono solo due periodi in cui la Sardegna ha gozato, potremmo narrare di indipendenza, ducas di autogoverno, e poi a posti di su periodo narimoso desedade giuicale, desol giuiches in Sardegna, e beste sa presenza catalana aragonesa, poi si rompere a sa presenza spagnola, una parentesi austriaca, poi si piemontesos, chi hanno narimoso zuttus a Sardegna in sorbita italiana. Dunque, a questo un pago in sintesi tutto lo spassaggio finza desa gente che il beni narimoso sos conquistadores, sos dominadores che bisogna stato in Sardegna è stato un pago terra de dottus po' metà al secolo. E venite come a Ponau a su periodo nuragesu, Alberto Moravetti si introduida a sa civilidade de sol sardos, o la civiltà dei sardi, su titolo originale in italiano su libro de Giovanni Lilliu, ammenta da chiuno de sol maestros de sa paletnologia italiana, Giovanni Patroni, ha nato che sa civilidade nuragesa sesti stejada da storia dell'Italia, le ande frommas e caratteres proprios, costituendo su proprio etnos simile a questo italico ma dislindato da isso, ducas un qualche cosa di bruso differente, specifico, per medas aspettos. Sa civilidade nuragesa comincia da pruso manco in su 1800 innanzi di Cristo, a su comenzo desedade di su brunzu e acabada in su 500 innanzi di Cristo, pruso manco. Secondo Paulis, sa prima attestazione desa paraula nuraghe si agatta in una iscrizione in latino des architrave des nuraghe ai duentos intre Mularza e Bortigale, siamo in sa zona di Sumarghine. Nuraghe beni dai nur, da gusta raghina, che con suo significato de montones e de pedras. Secondo Lilliu, in Sardegna bisogna pruso manco semizza e chimighentos nuraghes. Sa civilidade nuragesa muove de sos primos passos con sa cultura de Bonnannaro in 1800 o 1500 innanzi de Cristo pruso manco, e Lilliu parzi di sedade nuragesa in batto fases, su brunzo antico, su brunzo mesano, su brunzo reghente finale e sedade de su ferro. Ducas questo è un luogo a parzidura, come tutte le parziduras storiche e cronologiche sono parziduras convenzionali, però tanto pro comodità può biere fasi varie finza de come si è sviluppata questa civilidade. A posti di su periodo nurageso, è chiaro che in questa sede, come tenero sempre, non è esaustivo, ma è proprio dare un'infarinatura, è cercare di dare un'idea di questo che è stato su periodo, su periodi storici in Sardegna. È chiaro che questi argomenti merescono un approfondimento, finza con persone competenti in materia come storici, archeologi e gase a sigere, ma può cercare di dare un luogo di divulgazione de gustas che sono alfases pro de importo de storia della Sardegna, è necessario vinzas a essere un luogo prusu incisivos, sinteticos, assumanco in sos passaggios essenziales, può comprendere mezzo su storia nostra.
A pustisi de sedade nuragesa o a su mancus contemporaneamente in un primo periodo e poi essere conquistata sa Sardegna da sos cartaginesos, de sicuro la presenza fenicia è una presenza a meta de importu, ca sol fenicios cramados feniches da sol grecos fiana un popolo semita che venia da attuale Libano. Issos si gramaiana intre issos non fenicios ma cananeos. Sa terra de Canaan, insomma, l'amos intendi da puru, quando leggimo sa Bibbia, insomma, sa terra de Canaan famada. Intre su secolo XI e su secolo IX innanzi de Cristu, sas costas de sa Sardigna funi già frequentatas da naves e fenicias. Arribano in Sardegna in su secolo IX innanzi de Cristu, fundando Caralis, insomma, sa cabu de su secolo VIII innanzi de Cristu, pruso mancu. Poi vi sono vinzas altre cittades fondadas de Fondazione Fenicia, come Tenora, Bitia, Sulchi, Otoca e Tarros. Intre esas innovazioni e pruso d'importo, che sol fenicios hanno introdotto in Sardegna, aumentamos sa cittade, proprio come formula sociale e politica, in cui vivia sa popolazione parzida in classe sociale, l'aristocrazia, sa plebe e sos terraccos. Altra innovazione è stata introdotta e si sparghinadura di scrittura alfabetica, attestata in Sardegna dal secolo XI innanzi de Cristu a su secolo XIII a pustisi de Cristu. Da un punto di annoto economico, con Solfenicios si passa da podemos narrare, da una economia serrata a un'economia belta, ducas a beste vinzas a livello economico una beltura del suo mercato, grazie proprio a sa presenza fenicia in Sardegna. E a pustisi del periodo feniciu, beste su periodo punico cartaginesu, aumentamos che sos punicos sono sol fenicios de Cartagine, può essere preciso, e ducas proprio a partire da questa edade, a cominciare dal secolo XVI innanzi de Cristo, con s'occupazione cartaginesa, accaba da indipendenza e autonomia del suo popolo sardo. Commente Naralliliu, con sa lompita de sos cartaginesos, si sega da questa unidade etnica e sociale che si via da affermando in sa società nuragesa, produendo sa prima parzitura politica. Da suo punto di annoto economico, con sa colonizzazione cartaginesa, le ha cominciato una economia basata sopra dell'agricoltura, della massaria, dell'allevamento, attività estrattive e fino al suo commercio. Fino al secolo XVI, innanzi de Cristo, le transazioni commerciali si facevano a promedio di subaratto. Solo a cominciare dal secolo e battero, sos cartaginesi introducono su dinari. Poi in Noghepuru, insomma, sul territorio di Susuci ha molnato sul Chima, fino a essere famata sul sito archeologico del Monte Sirà in Carbonia, sa presenza punica cartaginesa è insomma, abbastanza evidente e ducasa è di sicuro un sito di interesse umano. Sul periodo romano, questo altro passaggio storico è meta di importo, a pustisi de sos cartaginesos beni di dominazione romana in Sardegna, può narrare che non manca nulla, insomma è un vago terra de dottus come a Ponau innantisi. Sa data del 238 innanzi de Cristo signa da sa prima presenza in Sardegna de sol romanos. Secondo l'archeologo Ferruccio Barreca, che è famato finza sa poi riscritto sa civiltà sa Sardegna fenicio-punica, è uno dei sos archeologos e dei sos studiosos pro d'importo che tenimos, che abbiamo stento, finza a chi ha studiato la civiltà nostra. Secondo l'archeologo Barreca, Vuinande, la data del 238 rappresenta da su comincio della conquista romana in Sardegna, assai spesso declarata ma non realizzata in maniera definitiva. In su 227 innanzi de Cristo, la Sardegna divenne una provincia romana. In su 220 innanzi de Cristo, il sardo Punicos, guiados da Amsicora, han perdido la battaglia contro sol romanos comandados da Tito Manlio Torquato in Cornus, la famata battaglia de Cornus in su brano Artu de Corchinas, insomma attualmente in sa comuna de Cuglieri, in sa località a Faca, a Santa Caterina de Pitinnuri proprio,
igue in cussu drettu de in cussu logu sol sardos punicos sono stados isconfittos, sono stados insomma sutamittidos da sol romanos. Comente conta da storicu Tito Livio, siburu via naschidu in Sardegna, amsicora via da di origine spunicas, amsicora sel poli occhidu, una volta ischida sa nova mala, desa molte in battaglia de su vizu iosto. No intamese de gustu, però badenare chi bivudi un legame nistrintu intre sos punicos e sos sardos, ambos queriano guerrare contra su nemico comune che vuni proprio sul romanos. Uno dei periodi, come appoggiai in mentovado de importo, este di sicuro sul periodo del sol giuigaus in Sardegna, che in questo periodo, narimo Sardegna, in questo periodo este indipendente, este bisogno battle regnos indipendentes. Tornamos un po' in deseigus che in s'anno 467 apustisi de Cristu comincia da su dominio de sol Vandalos in Sardegna. Amentamos che poi in su 476 beste sa ruta dell'impero romano de Occidente e apustisi sa Sardegna ruede in mano bizantina e con probabilità de manna a su comincio de su secolo X apustisi de Cristu sa Sardegna si chistescia da Bisanzio. A su comincio poi di su secolo XI este attestata l'esistenza di un arconte o giuighe prosisula in trea. Niun documento conferma das ipotesi di una parzidura della Sardegna in batto giuigadoso dai sol seculos X e XI. Si storico Gian Giacomo Ortu ammentata commente sa prima attestazione sicura dell'esistenza in Sardegna de battoro giuighes de dignità equivalente a barra da fissata in sa data de su battoldighi de Santuaine de su 1073, quando su Papa Gregorio VII invia da una lettera dai Capua a Orzocco de Casteddu, a Orzocco de Arbarè, a Mariano de Torres e a Antine de Gaddura, ducasa è stata testata la presenza proprio a partire da questa data del battoro giuiches in Sardegna. Che insomma, che l'incuno narra, no, sul giuiches la Sardegna già e addirittura si pensa da su noigentos, innanzi a San Numilli, vudi già i partite in battos regnos. Gian Giacomo Ortu narra che sul documento che attesta in maniera ufficiale questa partitura è questo documento del su 1073, che dunque siamo in su secolo XI. Ogni giuigadu veniva da cramadu rennu o logu e fu governato da un giuighe eligido da un'assemblea cramata corona de logu, che fu costituita da rappresentantes eleggidos in sas curatorias che possono essere un vago insomma assimiladas a sas attuales provincias, a questas curatorias. Custos rappresentantes funi sol maiorales, autoridades prusu de importu e sol donnichellos, che funi sol familiares de su giuighe. Su clero e su popolo eiana un poderiu consultivu. Sa corona de logu fu disagolte de giustizia de su regnu e comprendia da su gussizio de sol maiores, che funi sas persones pro de importu, rappresentantes de sas curatorias, e prelados altos. Compito de sa corona de logu vi accusa de nominare su giuighe e controllare s'operato de su giuighe matessi. Su giuighe fu di su rappresentante pro de importu de sa corona de logu. Poi questa esatta figura che scusa di su maiore de villa, che poteva essere paragonato a sa figura attuale di su sindico prusommanco. Fu denominato dai su curatore, su maiore de villa. Quest'ultimo fu denominato dai su giuighe e faghia a capo, fu da capo della curatoria e aia da sa funzione vinzasa de prelevare sa tassas in su territorio. Su giuigato de Arborea, grazie a Mariano e Battero, che è su babbo dell'Eonora de Arborea, si fu ismanniato questo giuigato fino a comprendere tutta la Sardegna, a Franco, Casteddu e Salighera, che fu in manos aragonesas. Leonora de Arborea, che proprio s'avvizza de Mariano e Battero e de Timbora Roccaberti, cogliata con Brancaleone e Doria, Sennore de Castel Genovese e Stannare de Casteddu Sardu,
Este famada proede aggiornato sa carta de logu già promulgata da su babbo. Sa carta de logu, il test, è una raccolta de leggi scritte in sardo e contiene in volgare sardo proprio i contieni di normas de diritto civile, de diritto penale, procedurale e amministrativo. Beni d'impreata fino all'anno 1827, quando è stata reemplazzata dai su codice Feliciano, proprio da Carlo Felice. S'autonomia giuigale, beni di a pago minimata dai su 1323, data analimoso de cominzo della conquista aragonesa, fino a accabare desudotto in sanno 1409 con sa battaglia de Seddori, chi bie dell'esercito guiato dai Martino I de Aragona, Binchidore, subra Guglielmo e Trese de Narbona Bass, che fu di sul re de Arborea. Ducasa proprio con questa data, con sa battaglia de Seddori, accaba da indipendenza della Sardegna e incomincia da proprio su periodo sa conquista catalano-aragonesa e poi si tenimos pruso manco 300 anni de presenza spagnola in Sardegna, accaba da questa presenza su dominio dei spagnoli in Sardegna con su trattato di Utrecht del 1703 che assegna da sa Sardegna a Austria. Con su trattato di Londra del 1718 e con su trattato di Saia del 1720, proprio a partire da questa ultima data, sa Sardegna rua di mano piemontesa. E in su 1760 so piemontese impone italiano come lingua ufficiale dell'isola in logo del spagnolo. Comincia a gasi l'italianizzazione della Sardegna e duca sa ruta della Sardegna entro della sfera italiana. In su 1847 va ad essere questa che viene definita da fusione perfetta con sos stados de terra frimma, duca con sos stados proprio del suo continente, potremmo narrare. Dunque, una delle cose più importanti comincia ad aumentare del periodo piemontese che non la aumentiamo in questa sede per questione del tempo, va ad essere altra occasione, in caso, è proprio la rivoluzione sarda, la sarda rivoluzione come è ben definita, è sta narrare sul triennio rivoluzionario che anda da 1793 a 1796, che tiene proprio l'episodio più umano e più d'importo in su 28 di aprile del 1794 e in noi piemontesi che lo hanno bocato da Sardegna a Sonegorro, come si narra con una espressata che impriamo in noi in Sardegna proprio, e ducasa proprio su tutta questa situazione determinata da soppressione proprio della corte piemontesa in Sardegna. È chiaro che questo argomento finza a meresse un approfondimento per l'anno che è veramente di importo e noi ogni anno festiamo proprio questa ricorrenza su 28 di aprile proprio aumentando questo diese da scommiato come si narra, da scommiato del piemontese e ducasa proprio una espressata proprio di rivoluzione ed è dolorente può essere un vago, può imparare un eufemismo proprio conforme a piemontese che in questo periodo veramente ha fatto tutto una politica meda oppressiva conforme al sardo. È un altro avvenimento, un altro fatto di importo che è in su corso del 1800, in su 1802, che è di aumentare fino alla congiura di Palabanda, che è legata a tutti questi avvenimenti proprio di sicuro di crisi che in Sardegna di questo periodo proprio per le politiche oppressive della corte piemontesa. Deo sa cosa al denaro sono medasa, però intanto abbiamo fatto un quadro che anda da proprio da sue origini in maniera meda all'estra, meda sintetica, che ha avuto proprio gusto a bunna l'obiettivo di fare una storia della Sardegna in pillole come si narra in italiano, meda curza, fino all'ompere proprio a sa ruta della Sardegna in sorbita piemontesa che costituisce proprio si introduita, potremmo narrare della Sardegna in sorbita italiana. Va essere occasione di fare qualche approfondimento e qualche cosa in più su questi aspetti. Deo in su mentre se vostro grazie a po' mai seguito e buon appuntamento alla prossima puntata. Adioso.